Buona domenica Bina. Buona domenica a tutti, buona domenica Giuseppe. Stiamo quasi per iniziare la nostra anteprima e poi partiamo subito con Tenne e Lode. Bina, quali saranno gli argomenti di oggi? Beh, oggi diciamo che già iniziamo a entrare nel tema natalizio, quindi già un bel tema, ovviamente ne parleremo con un ospite qui in studio che è l'assessore al turismo della città di Lamezia Terme, Luisa Vaccaro. Poi parleremo sempre di spettacolo, di cinema e non dimentichiamoci che ci saranno anche i nostri talenti da Tenne e Lode. Bene, e allora siamo pronti per iniziare. Signori, benvenuti su Tenne e Lode. Rieccoci nuovamente in studio, grazie per essere collegati ancora con noi, sempre sul 10 con Tenne e Lode. Oggi Bina, dicevamo in anteprima che è una puntata dedicata al Natale, tanti ospiti e soprattutto i nostri opinionisti che non ci lasciano mai da soli. Mai, siamo sempre presenti e puntuali. Ma non vedo Damiano, che fine ha fatto Damiano? Ha preparato anche qualcosa di molto carino oggi. Perché mi dicono che oggi c'è qualcosa che riguarda la top 10, questa top 10 che se ne è tanto parlato. Damiano, come stai da quella parte? Ciao, buona domenica a tutti, ciao Bina, ciao Giuseppe. Sì, c'è la nostra... Aspetta, non anticipare nulla niente, perché abbiamo... oggi apriremo proprio la puntata con la top 10, tanto il successo di questa rubrica curata dal nostro grande Damiano, che oggi apriamo proprio la puntata con la top 10. Ma prima di tutto questo hai parlato di Natale, a me è venuta voglia già di mangiare, è venuta voglia di pensare al classico piatto tipico natalizio, mangiare. Oggi non abbiamo pranzato, fra l'altro, perché tra una prova e velocemente l'altra non siamo riusciti nemmeno a pranzare, ma non importa. Siamo qui perché oggi ci farà gustare qualcosa, mentre lo vedremo in collegamento, uno chef. Pensa un po', Bina. Che bello. Uno chef che si collegherà con noi, che è lo chef Francesco Algeri. Non so se la regia mi può già creare il collegamento con lui, perché oggi in queste 2 ore di puntata parleremo e vedremo in diretta, quindi parleremo con Francesco e vedremo in diretta la preparazione di un qualcosa. Mi dicono che è pronto il collegamento. Ciao Francesco, come stai? Ciao, buonasera a tutti. Bene, grazie per l'invito. Francesco, mi scrivono gli autori, e saluto Antonio D'Amico che prepara i testi. Ha fatto di tutto per cercarti, sei molto impegnato. Intanto dove ti trovi? Grazie. Allora, io sono calabrese, sono originario di Rende, ma vivo da qualche anno a Lodi, mi trovo in Lombardia perché insegno all'istituto alberghiero. Quindi faccio il cuoco, faccio l'insegnante e gestisco un sito internet, quindi ho una vita un po' movimentata e molto impegnata. Però mi fa piacere presentarvi queste 2 ricette oggi. Grazie, ringrazio la regia di Giovanni Stefano Rodia che riesco a vederti anche nel nostro monitor di riferimento. Quindi Francesco, tante bontà oggi, vero? Oggi sì. Cosa ci preparerai di buono, Francesco? Perché io ti terrò in collegamento, ogni tanto mi collego anche con te. Vai, anticipami però che cosa preparerai oggi. Oggi prepareremo i baci al cioccolato, che può essere considerato un dolce tipico nazionale, e poi prepareremo un dolce tipico calabrese, cioè i turdilli, in una ricetta un po' rivisitata. Quindi vedremo queste 2 ricette. Mi piace che si parla di dolce. Top 10, sei proprio un personaggio da Tenne e Lode, caro Francesco. Benvenuto allora tra noi. Io ti lascio alla preparazione perché noi ci spostiamo un attimo con Damiano. Lasciatemi il collegamento anche con il nostro chef e mi sposto velocemente da Damiano per capire cosa succede con la top 10 di oggi, che cosa è successo anche in questa settimana. Anzi, Damiano, ne approfitto, ti invito anche a venire da questa parte e io e Bina ce la gustiamo tranquillamente. Lo lasciamo condurre proprio il nostro Damiano. Eccoci qua. Oggi 10 posizioni, il meglio della settimana, quello che è successo, quello che non è successo, lo vedremo insieme perché ci sono tante notizie veramente assurde, quindi cerchiamo subito di portare un po' di allegria nelle nostre siamo case. curiosi. Allora, appena la regia ci fa partire con la 10ª posizione, una notizia incredibile che ora vedremo insieme. La 10ª posizione
della nostra top 10, ecco qui. Allora, praticamente devi sapere, è uscita questa notizia, è rimbalzata, che George Clooney ha regalato $1 milione a ciascuno dei suoi 14 amici più cari. Che bell'amico! Bello avere amici come George Clooney. E poi tra i tanti commenti... Dovrei avere il numero di telefono, fammelo chiamare un attimo. Fammelo chiamare. Tutti ci ricordiamo, ma io ero tuo capito. amico. Poi si sa, c'è gli amici di oggi, no? Di quelli che, come scrivono le persone, il mio amico mi offre al massimo 20 centesimi per la macchinetta, oppure leggiamo anche quello qua sotto, e quello qui mi offrono al massimo, sì, un caffè proprio nelle macchinette. Invece gli amici di George Clooney hanno avuto $1 milione. C'è, diciamo, una storia dietro, perché nel periodo di difficoltà di George Clooney questi amici comunque l'hanno aiutato, e lui, una volta che ha ottenuto il successo, ha voluto così ringraziare i suoi amici. E che amici! Andiamo al 9° posto invece. 9° posto è una notizia di qualche giorno fa, una cosa veramente assurda, perché praticamente questa famiglia, questo signore litiga con la moglie e cammina per 450 chilometri per smaltire la rabbia. Praticamente da Como viene ritrovato a Fano. Cioè, una cosa che è incredibile, ragazzi. Ma tu hai preso però un post fatto per bene, perché c'è un altro post del genere. Certo, cioè questa è la notizia, questa è la notizia. Ora andiamo a vedere i commenti delle persone che sono sbizzarrite, no? È come quando parli al telefono e inizi a camminare ma non ti rendi conto di dove stai andando. Questa è la classica, no? Poi Veronica chiede giustamente: è passata la rabbia? Dopo 450 chilometri a piedi? È passata? No, io spero che alla moglie non gli ha alzato le mani, perché sennò questo è altro che rabbia. Cioè. Italiano goloso si dice: a Fano aveva l'amante, magari, no? Uno ha fatto tutto questo percorso. Come fanno a fare ste cose? Ci chiede invece poi l'altro amico. E questo era al 9° posto, notizia incredibile. Bina, a te è capitato col tuo compagno che magari l'hai fatto arrabbiare e ci ha messo tutti questi chilometri? No, ma più o meno, tutti questi chilometri no, però quando litighiamo diciamo che fa Mirto Crosia, Mirto. Faccio Domenico, provo a immaginare Domenico. No. No, anche il retromarcia. Noi ci troviamo a Rende, immagina 450 km dobbiamo arrivare a Roma. Immagina una persona che cammina a piedi fino a Roma. Pazzesco, ragazzi, immagina quanta rabbia, allora. Cioè, per smaltirla, no? Secondo me. Pazzesco. Andiamo all'8ª posizione. Però meglio che la smaltita così, insomma, questa rabbia. Infatti. Anche perché poi non si sa mai, no? In queste situazioni, quindi assolutamente. Anche 1000 chilometri se smaltisci la rabbia così e non vai a fare cos'è. Chissà se ha avuto l'affanno, no? Andiamo avanti. Ottava posizione, praticamente abbiamo questo cartello, questa notizia che a Zumba scuola in sostituzione della religione. Cioè, una cosa a scuola, no? L'insegnante sicuramente è Ponzio Pilates, giustamente è stato il commento di Nazareno Samà. L'insegnante è Ponzio, giustamente, se hanno sostituito la religione con la Zumba, no? Tu hai fatto Zumba? Ma diciamo che non è uno dei miei sport preferiti. Andiamo avanti. Tu Giuseppe fa Zumba, si vede. Si vede che fa Zumba. Saverio, riprendilo, eccolo qui. Anche se ci fa vedere, secondo me anche 2 passi riesce a farli. Ragazzi, adesso è domenica, sono a riposo con la Zumba, ma ne parleremo lunedì, state tranquilli. Andiamo alla 7ª posizione. Rimaniamo in tema natalizio. Prima abbiamo convocato il nostro cuoco che sta preparando in questo momento. Vediamo invece, eccola, questa è la notizia del Gazzettino: trova una borsa con 1.750 euro e la restituisce, viene ricompensato con un panettone. Un po' sprecato. Mottacci tua, ci commenta Laura. Una volta ho trovato a terra 2 banconote da 50 euro, la ricompensa è stata 100. Un applauso. Direi che i torni vanno perfettamente. A Ortenzio, che giustamente si è tenuto il malloppo. Andiamo avanti. Il panettone, per quanto artigianale potesse essere, 1.750 euro, dai. Ho l'impressione. Non dico assai, ma almeno 50 euro. Andiamo avanti, vai. Andiamo alla 6ª notizia. Questa è un'altra notizia pazzesca di queste settimane, praticamente la folle orgia che c'è stato con un eurodeputato di Bruxelles che è stato, diciamo, preso in flagrante. Poi tra l'altro lui si professa omofobo, poi è stato trovato con gay. Una situazione veramente assurda, paradossale. E questi sono i commenti che si sono, eccolo qua,
vediamo se lo vediamo anche lì. Ecco, il conservatore ungherese è beccato inoltre con altri 44 uomini. Adesso li deve sposare tutti, no? Perché poi lui era uno dei suoi sostenitori che diceva che non esiste il sesso fuori dal matrimonio, eccetera, eccetera. Quindi ora gli tocca sposare tutti i 24 uomini. Che bel lavoro. Andiamo nella top 5, scendiamo, ci avviciniamo perché le prime 3 posizioni sono micidiali, ragazzi. Allora, queste praticamente, visto che parliamo ancora di cucina, questo è il decotto di mele di questa persona che si può trasformare in catrame, chiede sul web, oppure un altro elemento appena scoperto. Dalle immagini, diciamo, sono abbastanza eloquenti. Ernesto dice: con questa ci hai asfaltati tutti. Federica: per quanti secoli va fatta cuocere? Ci chiede. Elena infine: dalla delizia all'edilizia è un attimo, cioè proprio al volo. Andiamo alla 4ª posizione perché, ragazzi, poi parleremo del gossip alla fine, ma c'è stato un cambio epocale. Un cambio epocale, ragazzi. Ascoltate per favore. Che è successo? Questa qui è la nuova sigla di Uomini e Donne, cioè è caduto un impero. È caduto questo impero, ragazzi. Cioè, il 2020 ha fatto queste trasformazioni e quindi è cambiata dopo non so quanti anni, da sempre praticamente, ma penso, da un bel no? po' di anni, sì. Cioè da sempre è storica quella... ha cambiato canzone. Andiamo alla 3ª posizione, le prime 3 posizioni, ragazzi. Allora, al 3° posto abbiamo anche qui una notizia, diciamo, di questa settimana, con Boccia che ha detto: Gesù bambino può anche nascere 2 ore prima, no? Per le restrizioni e altro. Questa notizia, caro Giuseppe, ha portato il web, come sai, è spietato di queste situazioni, diciamo, e i commenti sono stati veramente diciamo pronti. Eccoli qua, ora li vediamo insieme. Allora, Boccia: Gesù può nascere anche 2 ore prima, a breve. I re magi possono anche arrivare in monopattino, Bue e Asinello possono stare in smart working, Giuseppe può anche seguire il parto su Zoom. Diciamo, questo è il nuovo presepe 2020, no? Quello che tutti ci aspettiamo. Poi qui Maria invece ci dice: a sto punto facciamolo nascere a Pasqua, così non se ne parla più, no? Così possiamo decidere. E insomma, poi si sono sbizzarriti un bel po'. Assolutamente, poi qui web, che si parlano con Franceschini, ricordiamo se riavvisare i pastori, se no quelli magari arrivano a mezzanotte e non trovano nessuno. Andiamo alla seconda posizione. Seconda posizione invece riguarda praticamente la lotteria degli scontrini, questa uscita del governo che arriva per una buona causa, ovvero combattere l'evasione fiscale, quindi tutto ciò che viene, diciamo, acquistato con carta o altro arriva praticamente un codice e uno può vincere dei soldi, quindi è un modo per combattere la lotteria. Io l'ho trovato su Twitter e ho detto: ma devo andare a capire cos'è. E i commenti anche qui sono stati molto divertenti. Andiamo subito insieme a vederli. Eccolo qua. Cos'è lo scontrino? Chiede, perché magari a volte non tutti, diciamo, lo sanno o lo utilizzano. No, non lo utilizzano. Se vediamo invece sotto l'altro commento, vediamo se riesco a vederlo qui. Ecco qua: devo convincere il mio barista. Bellissima lotteria degli scontrini. Devo solo convincere il mio barista a farmi lo scontrino. E quindi questo è un po', così magari partecipa. Sbizzarriti. Poi c'è l'opposizione. Noi prendiamo le distanze dal commento. Assolutamente. Noi vi facciamo vedere una e l'altra. Qui c'è Giorgia Meloni che vede complotti dappertutto. Ha scritto un post lunghissimo da lui, dice: quasi quasi mi registro solo perché siete contro. Proprio il primo commento, così, chiaro. Perché l'opposizione giustamente pensa dice: ma ci vogliono controllare tutto. Poi invece hanno spiegato che non c'è nessuna tracciabilità sul costo. E io vi ricordo il Vinci Salvini, dove dovevi iscriverti su Facebook, mettere il like per vincere un incontro con lui. Quindi è un po' come la lotteria degli scontrini. E al primo posto, ragazzi, al primo posto, io quello aspettavo, vai. Una notizia incredibile. Chi vince? Prima di entrare in reparto, munirsi di mascherina, che troverete all'interno del reparto. Fantastico. Questa merita proprio un applauso, guarda, bravo. Di non leggerlo. I commenti, guarda, ragazzi, leggetelo prima di leggerlo. No, vabbè, non fa assurdo. Una piega, giustamente. Il Molise, perché era in Molise, sì. Questo. Il reparto, le mascherine, niente di tutto ciò esiste. Ok. Come il Molise, perfetto, non esiste. No. E questa era la top 10 di oggi. Grazie Damiano, un applauso, grazie alla rubrica di
Damiano Giordano che io torno nella mia postazione. Grazie, Giuseppe, sì, perché adesso arrivano i nostri ospiti, quindi dobbiamo interagire con loro e soprattutto parlare con loro di tanti argomenti di questa settimana. Ma prima di tutto questo, come sapete, noi abbiamo sempre i nostri personaggi da Ten e Lode, perché oggi a Ten e Lode è venuto a trovarci un amico speciale. Lui si chiama Francesco Manica. Adesso vi leggo velocissimamente una descrizione, ecco, che mi hanno preparato gli autori. È un artista ed interprete cosentino, ha già all'attivo diversi brani inediti e sta lavorando per la realizzazione del suo primo EP. Francesco fa parte della scuderia La Voce Produzione e oggi ci canterà un brano inedito dal titolo Anche senza te. Ecco, Francesco è arrivato, parleremo dopo con Francesco, adesso gustatevi la sua esibizione da Ten e Lode. Avrei voluto qui, nell'istante in cui non c'era niente, ma non arrivi mai. E parlo da sempre, ma non concludo che niente. Se la mente voglia di esserti presente negli sguardi tra la gente, nei silenzi dove non sei mia, ho nascosto la malinconia, ho imparato anche senza te, na 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 na, e guardami se tremo, per paura sembro scemo, non so stare senza te, ma mi sveglio e non sei qui, ma il profumo ancora c'è, ancora c'è. Ti immagino così, come se tu fossi lì sulle scale, mentre corri verso me. Ho voglia di esserti presente negli sguardi tra la gente, nei silenzi dove non sei mia, ho nascosto la malinconia, ho imparato anche senza te, na 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 na, e guardami se tremo, per paura sembro scemo, non so stare senza te, ma mi sveglio e non sei qui, ma il profumo ancora c'è. Ci morirei in quegli occhi più azzurri che hai, e te lo direi, nei silenzi dove non sei mia, ho nascosto la malinconia, ho imparato anche senza te, na 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 na, e guardami se tremo, per paura sembro scemo, non so stare senza te, ma mi sveglio e non sei qui, ma mi sveglio e non sei qui. Na
Grazie. Tutto lo studio, bravo, bravo, bravo davvero Francesco. Grazie, grazie. Un bellissimo brano, il tuo primo inedito, e so che proprio oggi è uscito il tuo secondo inedito e quindi si può acquistare già su tutti gli store, è vero? Esatto, combinazione, colgo l'occasione per dire che è uscito giusto un'ora fa, alle 2. Grande Francesco, un in bocca al lupo. Grazie. Voce straordinaria. Francesco, questa è la tua casa. Quando vuoi vieni a trovarci perché sei veramente un artista da Tenne e Lode. Sei d'accordo, Bina? Assolutamente sì. Grazie tante dell'invito e spero ci vediamo alla prossima. Grazie a te. Grazie. Ciao Francesco. È stato un vero piacere. Bina, ritornando un po' a quello che è il nostro gossip di oggi, ci sono tanti argomenti, ci saranno tante sorprese, tante novità. So che hai preparato una rubrica proprio dedicata, no, a questo gossip. Ci puoi anticipare qualcosina prima della pubblicità? Certo, perché la rubrica del gossip non può mai mancare, quello è poco ma sicuro. Gli argomenti poi durante la settimana sono tanti e ne escono fuori anche all'ultimo secondo, però ho preparato anche un giochino per voi oggi. Ah sì? Certo, Dai, adoro i giochi, quiz. ragazzi, io li Un adoro. mini Anticipami quiz. qualcosina prima di andare in pubblicità. Ti dico soltanto che si chiama Indovina il VIP. Basta, stop. Indovina il VIP, Damiano. E ve la dovete giocare. Avremo delle ombre, delle cose, non lo so, non lo so. Avremo delle fotografie da indovinare e ve la giocate tu e Damiano. E gli amici a casa, dai, quello è poco ma facciamo sicuro. giocare anche gli amici da casa, certo. cioè, possiamo coinvolgerli in qualche Assolutamente. modo. Sì? Sì. Bene, e allora cari amici, questa è Tenne e Lode, rimanete collegati su questo canale perché io vado pochissimi minuti solo di pubblicità e poi ritorno qui in studio. Rimanete con noi, a tra poco. Ben ritrovati cari amici telespettatori, soprattutto quelli che sono appena collegati. Bisogna ricordare che siamo su Tenne e Lode, dove passano tutti i personaggi da top 10, come la rubrica del nostro Damiano, e poi personaggi da Tenne e Lode, perché nella vita hanno fatto qualcosa di bello, di particolare, perché si sono saputi raccontare, ma perché soprattutto stanno cercando di fare qualcosa di bello per questa meravigliosa terra, questa meravigliosa anche terra di Calabria. E oggi ho un ospite con me importante, è la dottoressa Luisa Vaccaro. Faccio un ringraziamento alla dottoressa Vaccaro, e così grazie che è arrivata in studio, ha rispettato tutte le normative come è giusto che sia, è arrivata qui con la mascherina, stavo per dirglielo io, può abbassarla tranquillamente. Sì, l'ho abbassata. Buon pomeriggio, buona domenica. Buon pomeriggio anche a lei. Guardi, dottoressa, se lei me lo consente io vorrei darle del tu, perché siamo penso abbastanza giovani entrambi e poi perché un pomeriggio vorrei farla anche un po' rilassare. Credo che il tu poi dia davvero un ingrediente di amicizia e di condivisione fraterna, quindi vada per il tu, grazie. Grazie a te. Domenica scorsa abbiamo provato a collegarci via Skype, il collegamento è andato un po' così e non potevamo perderci quello che ci siamo raccontati. Si è parlato tanto di eventi, di spettacolo, si è parlato di questo periodo, ecco, abbastanza difficile, no? Anche per le istituzioni si sono trovate in maniera abbastanza difficoltosa nel programmare quello che potesse essere una stagione estiva, adesso anche il Natale, e non si sa ancora quello che succederà. Lei è assessore al turismo e spettacolo del comune della città di Lamezia Terme e quindi volevo capire cosa sta succedendo e come è possibile programmare in questa situazione. Guardi, innanzitutto, scusami, guarda, mi ero persa, era all'inizio. Innanzitutto l'importante è programmare. Sono tante le polemiche che abbiamo vissuto in questi giorni alla Lamezia Terme, ma un po' anche in tutta la Calabria. Il perché programmare in questo momento di fermo? Perché il programmare vuol dire dare speranza, soprattutto andare oltre questo periodo, perché diciamolo, è un periodo che deve passare, ma non possiamo farlo trascorrere in maniera così apatica, quindi intanto programmiamo un po'. Se pensiamo anche allo stesso Conte ha programmato in vista del Natale, se ci pensiamo, anche un po' tutta quella che è stata la restrizione prima e quella che ha cercato di evitare, purtroppo non è stato così, in vista del Natale. Quindi innanzitutto programmiamo la nostra vita, programmiamo il ritorno alla normalità che non può farci cogliere impreparati. Ecco, lei, quindi... tu parlavi nella telefonata Skype, che poi ripeto il collegamento andava e veniva, abbiamo parlato delle luminarie, abbiamo parlato delle luci di Natale. Secondo te
bisogna accendere queste luci anche per dare speranza, per dare un segno di ripartenza. Sì, le luci sì, mi piace anche come l'hai ribadito l'altra volta, luci alla Lamezia sì, ragazzi dobbiamo accendere le luci perché un bambino deve vedere la città in festa, un bambino non, io penso soprattutto alle categorie un po' più fragili. Bene, possiamo andare a messa, il bambino mentre durante il percorso che andrà a messa con i genitori vedrà che la città è in festa, non possiamo continuare a traumatizzare le categorie più indifese, quindi luce sì e poi a casa ognuno di noi farà un piccolo alberello del presepio, giusto? E quindi perché... che poi luci non significa festa. Sì, anche perché alla mezza c'è una truscia incredibile, quindi guarda, delle luci che saranno proprio un po' soft. Però è bello creare comunque atmosfera, Ma è quello sì, il senso. Sì, penso che l'ottimismo chiama in un certo modo il positivo, quindi luci sì alla Lamezia Terme e non solo luci. Luisa, voglio farti vedere, pregherei la regia se ha un contributo RVM di mandarmelo proprio adesso, visto che stiamo parlando di luci di Natale, che cosa si sono inventati nella città di Corigliano Rossano. Vediamo prima l'RVM e poi ne riparliamo. Prego la regia. Amici di Ten e Lode, oggi ci troviamo a Corigliano Rossano e dove c'è talento c'è Ten e Lode. Oggi scopriamo un'opera incredibile, fatta da un ragazzo giovanissimo, non voglio svelarvi niente, andiamo a vedere insieme. Siete pronti? Oh, vediamo un po', ecco qua, guardate cosa ha fatto Lorenzo, che spettacolo! Siamo con Lorenzo Scorza, un ragazzo di 16 anni che ha avuto questa idea meravigliosa. Lorenzo, innanzitutto ciao e poi dici come ti è venuto in mente una cosa del genere. Allora, praticamente 4 anni fa ho visto su YouTube dei video e mi è uscito un servizio di un TG del Nord dove parlava appunto di uno spettacolo di Natale in questo tipo. Innanzitutto, per un ragazzo di 16 anni che diciamo che a questa età i pensieri possono essere tantissimi, tu invece ti sei concentrato su questa cosa, è una passione che hai da sempre. Sì, mi sono concentrato su questo e man mano sto migliorando perché da piccolo già facevo varie cose e andando avanti nel tempo con magari materiale e attrezzatura diversa mi sono un po' ingrandito. Il messaggio che lancio soprattutto a noi giovani è di trovare quel gancio in mezzo al cielo che canta Baglioni, cercare comunque un'aspettativa migliore, cercare di andare avanti in qualsiasi modo e momento. Grazie Lorenzo, grazie. Abbiamo conosciuto Lorenzo, un ragazzo straordinario, 16 anni e ha fatto un'opera del genere. E anche tu, se hai del talento o hai fatto qualcosa di straordinario per questo Natale, scrivici, Ten e Lode verrà da te. Bella, iniziativa lodevole del da giovane. Ten e Lode. Da Ten e Lode, sì. Cosa ne pensi? Secondo te è possibile replicarla anche sulla Lamezia Terme? Sulla Lamezia Terme, secondo me è una sfida che possiamo lanciare qui da lui, quindi lo facciamo volentieri. Poi io mi permetto di condividere con voi un'altra iniziativa che c'è stata alla Lamezia Terme. Questa è importante, è un'iniziativa che abbiamo portato avanti in ricordo di 8 ciclisti che sono scomparsi 10 anni fa. Non so se ricordate il tragico incidente che ci fu alla Lamezia Terme. Abbiamo acceso un albero di Natale proprio attraverso una bicicletta, quindi anche alla Lamezia un po' ci siamo inventati qualcosa. Luci d'artista, insomma. Sì, luci qualcosa dove... un po' artistiche. Bene, esatto. Lorenzo 16 anni, Giuseppe, abbiamo visto insieme, aveva veramente la mentalità, anche i negozietti vicini, gli aveva preparato lui le illuminazioni, cioè questa è proprio una passione che ha da così giovane, delle luci di Natale, di luci d'artista anche di Natale in questo caso. a casa. Si è inventato a questo punto esatto. un lavoro, perché magari in questo periodo soprattutto, ma poi ci può essere la preparazione durante l'anno, quindi può essere un lavoro per tutto l'anno, perché poi ti chiamano i clienti e quindi può diventare un vero e proprio anche perché di lavoro. Quello che abbiamo visto era su, se non sbaglio, 4 o 5 piani, quindi magari immaginate su qualcosa già di 10 piani, cioè una roba ancora più gigante, più bella, più spettacolare. Sì. Però l'immagine della Calabria, bella lì con i colori dell'Italia, era bella. Messaggio di partenza, di ripartenza, speranza. esatto, speranza, pienamente d'accordo. E a proposito di Calabria,
A me onestamente è venuto un po' un languorino, Sì, cara Luisa, perché come ho detto prima non abbiamo Abbiamo il pranzato. cuoco. Fatemi sentire un attimo Quando lo chef, si parla di che cibo. cosa sta, a che punto sta, perché l'ho lasciato con i tordilli Eccolo. e i baci al cioccolato. Chef, come stai? Come vanno? Come va la preparazione? Allora, benissimo, però visto che sono due preparazioni veloci, volevo farle insieme a voi, quindi vi farò vedere velocemente la preparazione dei baci al cioccolato. Sì, Allora, gli iniziamo con i ingredienti baci. che io utilizzerò sono cioccolato al latte e burro, che vado a mettere in pentola e li sciolgo a bagnomaria. Ok. Nel frattempo ho preparato una granella di nocciole, vado ad aggiungere del cacao, mescolo il tutto, Noi prendiamo Aggiungo. appunti, aggiungo della crema spalmabile alle nocciole, che potrebbe essere tranquillamente la Nutella, Dovremmo avere anche la grafica con gli ingredienti, così se qualcuno a casa se la vuole segnare, se la vuole... e vado a mescolare il tutto. Eccola. Ce li segniamo uno Baci al per uno, cioccolato, ecco. Chef, leggo un attimo gli ingredienti: 250 grammi di cioccolato fondente, 130 grammi di granella di nocciola, 130 grammi di cioccolato al latte, 130 grammi di crema spalmabile Venchi, vabbè, le marche non le diciamo, 30 grammi di cacao, 25 grammi di burro e 25 nocciole intere. Chef, Perfetto, così perché ci con prendi questa veramente per la ricetta- gola. Con questa ricetta che avete letto praticamente escono fuori 16 baci da 16, dice 25 baci da 16 grammi. mi sa che- Aggiungo il cioccolato fuso. Quando arrivo stasera la faccio subito, tanto è veloce. Beh, sicuramente le persone avranno appena finito il pranzo, quindi secondo me qualcuno, Ci sta. chef, si sta già mettendo subito all'opera. Sì, poi nel pomeriggio Poi sul divano. guarda che bella coreografia che si è fatta a casa, l'alberello. Dove sei? A casa hai detto, chef? Sì, sono a casa, ho preparato un quindi- piccolo alberello di Natale. Ottimo molto invito per chi luminoso. segue Ma di Spagna l'albero, cioè è vero l'albero almeno. Vedi? Quello è vero l'albero. No, non è vero, è un albero È commesso. Di schiacciato. zucchero, guarda, tutto un albero di zucchero. Si Noi mangia mangiamo tutto. Ok, il mio impasto adesso è pronto, lo devo lasciare riposare per circa 30 minuti Sì. e poi dopo vedremo come preparare il vero bacetto. Tanto noi il tempo l'abbiamo, io ti tengo sempre collegato, ogni tanto vengo da te a vedere a che punto stiamo, va bene? Ok. Grazie Francesco. Grazie. Luisa, tu invece sei brava in cucina. Allora, ora vi faccio una confessione. La mia passione è la cucina, quindi io amo cucinare ininterrottamente. Il tuo piatto come dire, forte, ecco, il tuo cavallo di battaglia. No, in realtà mi piacciono molto gli antipasti, mi piace essere creativa nell'impiattare, quindi mi piace usare il pesce con la frutta, mi piace un po' fare tradizione e innovazione. Bene, una cucina abbastanza, come dire, particolare, Sfiziosa, mi piace abbinare i degustare sapori. e non mangiare, Esatto, sì, mi esatto. piace questa differenza. Senti, tu sei mamma, politico, anche donna del settore musicale e poi lavorato tanto in tour anche con la radio, quindi Sì. a proposito di radio, le manca un po' la radio? Ti manca un po' la radio? Tanto, è un'energia che davvero mi manca. La radio credo sia una realtà che nel momento in cui la frequenti poi non ne puoi fare a meno, soprattutto in questi periodi. Mi ricordo un po' gli altri anni arrivava il magico Capodanno e quindi un po' andare in tour con la radio energizzante, sì, è completamente diverso rispetto alla politica. Poi io arrivo dal mondo del teatro in realtà e anche della televisione, quindi un po' oggi mi sento a casa e voglio farvi complimenti perché siete davvero tennellò, nel senso A proposito di Grazie, teatro, troppo. c'è in programma, come la Scala sta facendo qualcosa comunque, cioè va avanti, no? Diciamo così, con la prima, con altri modi, in streaming, cioè, c'è qualcosa magari sul territorio che avete proposto da questo punto di vista? Guarda, l'ho anticipato l'altra volta, questo calendario dell'avvento musicale, quindi ogni sera un artista si esibisce da un balcone storico di Lamezia Terme con tanto di diffusione dei social, anche quindi bella- questa è un po' bella. la diversità. Ritorniamo proprio agli artisti, perché abbiamo in collegamento con noi Lorenzo Scorza, il ragazzo che ha realizzato l'albero nella città di Corigliano Rossano. Proviamo a parlare un attimo con lui. Lorenzo, mi senti? Lorenzo?
Buonasera, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo, complimenti, un'iniziativa lodevole, abbiamo visto l'RVM che è arrivato qui in studio, complimenti, ma com'è nata questa idea, Lorenzo? Grazie. Allora, l'idea è nata nel 2013 quando ho visto un TG locale che parlava di un'iniziativa però del nord, vicino Piacenza. Ho visto che c'era questo signore, questo ingegnere che faceva questo tipo di spettacolo dal 2009 in Italia. Fatto sta che ho fatto qualche ricerca su Google e ho trovato il suo numero di telefono e ho chiamato. Mi sono messo d'accordo con lui perché io ero piccolo, avevo 12 anni, quindi non sapevo come gestire queste situazioni. Fatto sta che ci sono voluti mesi e acquisto la mia prima centralina, arriva, inizio a programmare con lui al telefono e quindi un po' per il gioco è nato questo spettacolo. Anche perché Lorenzo, noi non l'abbiamo detto nell'intervista, non abbiamo voluto svelare perché domenica, cioè oggi vanno in scena le luci per la prima volta, sì, è anche legato il suono, quindi c'è anche musica insieme alle luci, vero? Sì, è una coreografia musicale che dura ogni anno più o meno 9 minuti. Quindi Lorenzo, perdonami Lorenzo, riuscirai a mettere in sincro la musica e le luci, quindi le luci andranno a tempo di musica? Ho capito bene? Bello. Certo, sì. Beh, un po' anche come le fontane danzanti, no? Queste coreografie che... Più o meno è la stessa Ecco, tecnica. si sta giocando molto ultimamente sotto questo aspetto. Bravo Lorenzo, complimenti. Grazie. Senti, Grazie mille. hai rappresentato la Calabria velocemente perché qui è anche un'istituzione che è Luisa Vaccaro. Buonasera. Buonasera, ciao. Hai ricevuto, a parte i complimenti da tutti Lorenzo, abbiamo visto, bravo, complimenti da parte di tutti, ma la Calabria, perché la Calabria e cosa ti aspetti tu da giovane da questa grande Calabria, da questa grande terra? Allora, il progetto della Calabria è nato perché inizialmente io ad agosto, quando faccio il disegno delle luci, non avevo messo in conto diciamo tutti i pezzi come sono adesso, non erano già ben definiti. Mi era nata l'idea di rappresentare la Calabria non solo per tutti quanti, diciamo, i difetti che magari una persona può trovare in questa terra, che è fantastica e stupenda. Io da calabrese veramente ne vado molto fiero, non solo per questo ma anche per dare omaggio alla presidentessa Iole Santelli che è scomparsa da pochi mesi. Non è assolutamente una questione politica, anche perché sono piccolo, è una questione più che altro di stima verso una donna che comunque credeva purtroppo nella nostra terra, credeva nella nostra terra. Grazie Lorenzo, devo salutarti perché poi ho tanti ospiti ancora. Lorenzo, possiamo dire una cosa a Lorenzo? Sì, è giovane, è piccolo, ma ha davvero una maturità che è il doppio degli anni che porta. Bravo Lorenzo. Le parole che ha detto. Mille. Complimenti Lorenzo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a te Lorenzo, quando vuoi vieni a trovarci a Tennellode. Ciao. Luisa, che te ne sembra quando senti un ragazzo del genere? Penso che quando si giudica spesso con facilità l'idea che i nostri giovani siano poco creativi e soprattutto apatici, penso che siamo superficiali noi a dirlo e non loro a dimostrarci il contrario. E penso anche che questa pandemia sia riuscita a creare stimoli nuovi, ad entusiasmare in tal senso, quindi ha un po' dato stimolo alla creatività. Quindi complimenti Lorenzo e un invito anche a tutti i suoi coetanei di darsi un po' da fare, diciamo. Bene, siamo quasi in chiusura di questo secondo, diciamo, blocco, poi ti ripeto diversi ospiti ancora, fra pochissimo un giovane, un ragazzo che durante il periodo lockdown ha dovuto veramente affrontare tante difficoltà perché nel periodo lockdown suo papà si è ammalato di un problema abbastanza serio, non di Covid, però lui poi le difficoltà sono state tante, sono aumentate a gestire poi questa situazione e ha trovato nella musica un grande
Rifugio, quindi fra pochissimo parlerò con lui, so che è appena arrivato, è un cantautore, e parleremo dopo un po' logisticamente con la Calabria come sta affrontando con te ancora questa situazione. Ma prima di questo volevo spezzare un po' ancora una lancia con un po' di musica, un po' di come dire, talenti da te nell'Ode, e abbiamo una ragazza che fra l'altro arriva proprio dalla tua bellissima Lamezia. Sì, l'ho scoperto prima, quindi è una mia compaesana. Vi siete incontrati sicuramente nel backstage. Nel backstage. Quindi abbiamo questa ragazza che fra pochissimo faranno accomodare in studio. Sai, dobbiamo rispettare, come vedi, distanza, distanziamento sociale, poi disinfettano un po' tutto, devono aspettare, triage fuori anche qui dai nostri studi, quindi devo rispettare un po' tutti i tempi, però so che è pronta la ragazza adesso per entrare, per farci ascoltare la sua bella voce. Lei, grazie alla sua vocalità, spazia tra il pop e il jazz. Attualmente sta lavorando alla costruzione del suo primo progetto inedito. Oggi si esibirà nella sua rivisitazione di Se io se lei di Biagio Antonacci. Signore e signori, con te nell'Ode, una buona domenica a tutti quanti voi, con la voce di Valeria Filippone. Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa, un po' meno nervosa, un po' meno che. Avessimo dato all'amore la giusta importanza, l'impegno e il valore. Se noi amare vuol dire anche a volte annullarsi per dare qualcosa in più. Ma se io, se lei, se io, quando tutto finisce c'è sempre chi chiude la porta e chi invece sta male. Se lei, che ha sbagliato alla fine non conta, conta solo che adesso non so più chi sei. Sotto quale cielo pensi al tuo domani?
Senti Valeria, grazie. Anche per te, ritorna quando vuoi. E poi questa sera hai avuto anche l'istituzione dalla tua parte, anche la Mezzia Terme che ti applaude. E la Calabria bella, Luisa, cosa ne pensi? La Calabria positiva, la Calabria fatta di grandi eccellenze. Ragazzi, la Calabria è una bella regione, non è bruttonatroccolo come poi in questi anni hanno cercato di convincere un po' tutti i calabresi. La Calabria è talento, è creatività, è fantasia, è gastronomia. La Calabria è un paradiso da scoprire e questo grazie a te che hai creduto nella Calabria attraverso la tua voce. È un invito a tutti i ragazzi. Grazie Valeria. Grazie. La Calabria bella, come dici tu, positiva, e speriamo che avremo tante ancora notizie positive, no? Per questa ripartenza. Tu come la stai vedendo prima della chiusura? Io vedo un po' di luce. Intravedo, non vedo, intravedo un po' di luce, però questo momento in cui dobbiamo stringere i denti, dobbiamo dimostrare quello che siamo, un popolo anche che rispetta le regole, quindi ci riabbrecceremo in un futuro. Adesso siamo vicini in maniera virtuale, così riscopriremo la bellezza di una cena in 20 e di un abbraccio, quindi davvero. Grazie Luisa, grazie per essere stata con noi, io ti ringrazio veramente di cuore, devo andare in pubblicità e noi continueremo ancora qui con Tenne e Lode. Rimanete con noi, non cambiate canale, che abbiamo i baci al cioccolato. A tra poco. Fatemi tornare subito dal nostro chef per vedere a che punto stanno i baci al cioccolato. Chef, come procede? Sto preparando tante palline da 16 grammi, ho la bilancia digitale accanto, 16 grammi precisi, metto sopra una nocciola e questo è il nostro bacio. Adesso vi faccio vedere come vado a glassarlo, guardate. Che meraviglia, chef. No, ma questo lo prendo con 2 forchette, questi vanno lo butto, lo tuffo nel cioccolato fondente fuso. Madonna. Ecco il bacetto. È illegale questo, adesso, chef. Credo che su 40 stati del mondo è illegale quel bacio. Come si fa? Una griglia a raffreddare. Cioccolato su cioccolato, è fantastico. Pronti. Ma come si fa, chef? Io vedo questo monitor, qui sto andando lì a mangiare il monitor, chef. Ti viene voglia già di mangiare questi baci al cioccolato, è vero, Bina? Sono facilissimi da preparare, e sono golosissimi. Ma stasera tutti li facciamo però a casa, voglio le foto di tutti che facciamo i baci stasera a casa. Secondo te Bina stasera rientra a casa, riuscirà a preparare questa ricetta? Bina è la nostra opinionista. Assolutamente sì, assolutamente sì. Facciamo una cosa. Bina? Qualche curiosità? Facciamo una cosa. Io anticipo sempre, siccome c'è Domenico che sta guardando la puntata sicuramente, ok? Comincia a preparare. Già te lo dico adesso, Domenico inizia a preparare che stasera si arriva a casa. Sono facili, li possono fare tutti. Domenico, fai trovare il bacio al cioccolato alla tua Bina. Quando arriva a casa stasera ti fai trovare con questo bacio al cioccolato. Segna tutto, Ti diamo anche gli ingredienti ancora, 250 grammi di cioccolato fondente, una domenica che spensieratezza, 130 grammi di granella di nocciola, che avete sicuramente tutti a casa, 130 grammi di cioccolato al latte, 130 grammi di crema spalmabile e 30 grammi di cacao, 25 grammi di burro, 25 nocciole intere e i baci al cioccolato sono fatti. Esatto, ma è fantastico. Tu invita la tua ragazza che è a casa è già di preparare, no? Elena, fa forza, segna tutto. Ecco che cominciamo. Inviti, annunci, questo. Siamo diventati la televisione. No, però dai, è anche secondo me facile da fare, ma anche per Natale secondo me è un'idea carina, dai, da preparare, come dolce natalizio. Ma poi io sono, Giuseppe, sono anche curioso dei turdilli. Bravo, l'hai rivisitata, quindi sono molto curioso. Ma Giuseppe sta aspettando quelli. Chef, quindi i baci al cioccolato sono finiti, tutto a posto? I baci al cioccolato sono quasi pronti, devono solo asciugare. Perfetto. La prossima volta faremo i turdilli, quindi tra poco prepareremo i turdilli in diretta. Perfetto. Sempre. Allora chef, si segni gentilmente questo numero di telefono 333 74 52 14, che è il numero di Bina. La via è via delle Castagne d'Oro numero 184. Potete già spedire il primo vassoio perché tanto Bina stasera
non li farà e Domenico avrà bruciato già il cioccolato, quindi lasciamo perdere perché no Bina secondo te Domenica ai fornelli come se la Ma lui dice che è bravo. Lui dice che però parla in terza persona. Chef, facciamo una bella cosa, quando l'avremo in trasmissione ce li prepara Ecco, qua in diretta che almeno ecco. mangeremo di sicuro questi baci al cioccolato. Chef. Sì, guarda, Ma non si può allora, muovere. È in zona arancione anche lui. In che al zona? momento, allora io mi trovo a Lodi, quindi come ben sapete Lodi è stata la prima zona rossa d'Italia per Covid. Abbracciamo Io tutti gli spero amici di di poter Lodi. tornare per le vacanze di Natale, però spero. Ecco, se riesce per le vacanze di Natale, noi saremo qui, andremo avanti fino a maggio, quindi chef non c'è problema, anche gennaio, febbraio, marzo. Non scappa, non c'è- anche le chiacchiere di carnevale vanno bene per noi, chef, quindi stia tranquillo. Va bene, anche se chiacchiere in questo periodo se ne fanno tante, quindi... Lo so, chef, ma ti prego, è una domenica, lasciamo tutti tranquilli e rilassati. So già a cosa ti stai riferendo. Chef, Sì, va bene. ritorno I da... miei bacetti, guardate. Guarda che baci, spettacolo. guardate che baci, amici da casa, provate a farli perché sono veramente buonissimi. Mi raccomando, chef, le lasciamo gli indirizzi così ci manda un po', no? Tanto la sport Ci vediamo si può dopo fare. per i turdilli, Va bene anche un bacio a stampo, chef. Grazie chef, ritorniamo Non dopo si con... può. Avete visto quanto è simpatico poi Francesco? No? È carino, poi come sa, Certo. sa dare la ricetta al nostro pubblico. Sono sicuro che tanti già staranno provando a casa, già quasi quasi stasera proprio. Ritorniamo al nostro Tenne e Lode, ritorniamo ai nostri ospiti. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi anche un giovane artista calabrese. La sua musica, lui è un cantautore, la sua musica è arrivata dritta al cuore, ma soprattutto è arrivata anche dritta a un pensiero molto importante. Vi faccio conoscere la sua storia appena arriva qui in studio. Abbiamo il piacere di avere con noi Paco Cena. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ben arrivato Pasquale, mi dispiace che non possiamo salutarci, Purtroppo però in accomodati tempi. pure. Allora, caro Pasquale, noi ci conosciamo, siamo amici, quindi ti conosco da un bel po'. Di vecchia data. Di vecchia data. Anche per me è molto emozionante stasera raccontare la tua storia perché ti conosco, ecco, e quindi so bene quello che hai vissuto in un periodo un po', come dire, non bello della tua vita. Purtroppo. Purtroppo non abbiamo passato un bel periodo, diciamo così. Un po' tutti quanti lo stiamo attraversando, ma Il io tuo è ci ho stato avuto intaccato da un attimo- qualcosa che un po' diciamo ti aspettavi, un po' è arrivato poi tutto ad un tratto la perdita del tuo caro papà e quindi sei rimasto un po', come dire, deluso da una serie di cose che però sono successe durante questo periodo. Molto amareggiato. tra E ne l'altro. parleremo insieme. Infatti io partirei prima da questo, cioè partiamo da marzo-aprile, nel primo lockdown, tu decidi di rispettare tutte le regole, sicuramente. Che cosa succede? Che tuo papà era ammalato, non di Covid, diciamolo, lui soffriva di un'altra patologia e a un certo punto ti sei ritrovato in questo periodo di lockdown a seguire le sue cure, quindi tu ti sei preso carico di questa giustamente situazione e tu lo accompagnavi in ospedale. Che cosa succedeva in quel periodo? Allora, i tempi erano già duri in sé, perché avere un papà, il papà che è il pilastro di una casa, della famiglia, vederlo pian pianino arrancare, se si può dire, non poterlo aiutare veramente come col cuore, purtroppo non ho potuto né io né la mia famiglia aiutarlo fino al punto di poterlo far guarire in una situazione dove di guarire purtroppo non ci poteva essere nessuna strada, nessuna via d'uscita. Abbiamo riscontrato anche purtroppo anche le strutture ospedaliere, i medici, e ci tengo a dirlo questo perché... Cioè, dei disservizi, sì, cioè, disservizi, i medici, spieghiamo bene la cosa. sì, nel senso disservizi perché adesso si parla tanto di Covid, non dico che si parla troppo di Covid, però se ne parla tanto
e tante malattie molto gravi vengono messe in secondo piano. Io l'ho visto con i miei occhi, perché un malato oncologico, ricordo, vado direttamente al finale, così lascio il preambolo, se no mi dilungherei per giorni e giorni perché sono veramente amareggiato. Arrivo alla guardia medica la sera in cui poi papà mi ha lasciato e la guardia medica ti lancia dal balcone una puntura, un'infiltrazione, un antidolorifico, come per dire: se gliela sai fare fagliela, se no. E lì allora non ci sono più parole, penso che non devo dire più nulla. Questo è pazzesco, ragazzi, Giuseppe. questa è veramente pazzesca, questa situazione. Cioè veramente senza parole, una situazione veramente incredibile. Cioè quindi questo medico, presumo, questo della guardia medica ti ha lanciato una siringa e ti ha lasciato nelle mani tue. Sì. Se gliela sai fare bene, se no... Ma perché erano impegnati a fare No, perché qualcosa? non potevano aprire il portone della guardia medica, perché eravamo in piena pandemia. Forse un po' questa pandemia iniziale, la marzo-aprile, paura, quando si sono chiusi, il primo lockdown, sì, ma è un po' strano. È stato vissuto in maniera abbastanza critica, un po' da... Quando ci dovevamo recare anche all'ospedale, misurare la febbre, però tipo se vai per via di diciamo pronto soccorso perché papà non stava bene, non possiamo tergiversare 40 minuti prima di entrare, perché ti sto dicendo che papà purtroppo, come tante altre persone che conosco che si ritrovano in questa brutta situazione, non ha febbre, non ha sintomi di Covid, ma è un malato oncologico. Non mi puoi far sostare tra la pioggia, tra l'altro il freddo, fuori una persona che a malapena stava in piedi, a malapena. Perché poi Pasquale, la pandemia comunque c'è stata e quindi si è data molto più importanza poi al Covid, magari a risolvere, fra virgolette, la questione del Covid e tutto quanto, però poi si è dimenticato tutto un lato di malattie che non è che si è dimenticato, che purtroppo, come ha detto giustamente Pasquale, i disservizi con il Covid sono venuti fuori. Cioè, nel momento in cui si trova un ospedale pieno, si trova un ospedale che è al collasso, deve sacrificare qualcosa, e quindi questa è la cosa più brutta, è veramente l'immagine più brutta. Esatto, un periodo dove comunque tanti poi, adesso sentiamo parlare di Gino Strada che verrà ad aprire l'ospedale di Cariati, si vocifera, insomma tanti movimenti, ecco, ma dico, ha dovuto arrivare il Covid per arrivare a tutto questo, ma è possibile che oggi tante persone hanno avuto questi disservizi come il papà di Pasquale, quindi già vivevano un'angoscia, già vivevano una malattia, portavano già una croce dentro, poi dovevano anche sottostare a certe situazioni. Beh, questo è stato veramente, secondo me, la cosa poi un po', come dire, ti fa anche perdere un po' la pazienza, no? In quei momenti. Troppo ti rendi conto. Pasquale, pensato, non ha perso la pazienza, è stato un ragazzo che nella difficoltà, nonostante questi problemi che viveva, si è saputo rifugiare nella sua cosa più bella, che è la musica. Si è saputo rifugiare dentro la musica e si è sfogato attraverso una canzone legata proprio ai disservizi, giusto Pasquale? Diciamo che la carenza di strutture sanitarie. Tocca tanti temi sulla quarantena, questa l'ho scritta neanche a dire una settimana prima che mio padre mi lasciasse, quindi... Senti Pasquale, ho visto che sei venuto con la chitarra. Compagna fedele. Compagna fedele, tante serate anche in spiaggia, abbiamo passato tante belle serate insieme anche nei locali con Pasquale, ricordo queste cose con molto piacere, quindi Pasquale, senti, ti va di farci sentire qualcosa? Con molto piacere, grazie. Anzi, proprio questa canzone anche perché che hai sono scritto curioso, sui disservizi, sulle strutture di cui parlavamo prima, ce la fai ascoltare? Sì. Ok, nel bello della diretta io pregherei i tecnici, ecco, di amplificare il nostro ospite Pasquale Cena, artista poliedrico, figlio di marinaio, e poi dopo, ragazzi, pensate, lui ci farà ascoltare anche la canzone, come ha detto prima, dopo una settimana poi il papà è venuto a mancare, ha scritto, prego, possiamo amplificare, possiamo già, ecco, ringrazio Giuseppe Riente, tutti i tecnici, service, audio, luci, Ledwall per eccolo, perfetto, è riuscito poi a scrivere questa canzone per il papà che è un marinaio, era un marinaio. Partiamo con il primo brano, vai Pasquale.
visto gente andar via per andarsene su, oh mio Gesù. Ho visto gente andar via per ritornare giù, oh mio Gesù. Sono partiti dicendo di non ritornare e adesso non capisco che vengono a fare. Qui non c'è niente di un niente, neanche un ospedale. Qui non abbiamo aeroporti che lo dica a fare. E se ci pensi bene non abbiamo un domani. Ci hanno tagliato le ali. Wow, wow, wow. Abbiamo gettato i sogni nel nostro mare blu, che come sempre ad agosto ritornano su, e io non mi posso ammalare perché a me qui nessuno mi può curare. Ho visto gente andar via per ritornare giù, oh mio Gesù. Sono cervelli in fuga che hanno la mente veloce come una tartaruga, oh sì. Ho visto gente che sogna, ho visto gente che spera che arrivi la primavera. E invece ci ritroviamo chiusi in casa dalla mattina alla sera. Per loro siamo in galera, chiamatasi quarantena. Wow, wow, wow. Abbiamo gettato i sogni nel nostro mare blu, che come sempre ad agosto ritornano su, e io non mi posso ammalare perché a me qui nessuno mi può salvare. Ora stringiamoci forte, lo facciamo a distanza, perché se restiamo uniti c'è ancora tanta speranza. E il cuore che batte forte sembra che faccia danza. Ora facciamoci tutti e guardiamo le stelle dalla nostra stanza. Grazie. Grande Pasquale, accomodati pure, io terrei anche l'asta qui tranquillamente perché fra pochissimo ti faccio ricantare nuovamente. Bella, restiamo uniti, c'è tanta speranza, l'amicizia, il volersi bene. Forse in questo periodo qualcosa che si è un po'... Sì, insomma, nella canzone c'è polemica giusta e poi quel senso comunque di unione tutti insieme. C'è anche da dire una cosa, che magari io conosco tanti infermieri, dottori che giustamente si sono ritrovati un'ondata, una situazione a cui non erano pronti. E quindi magari quando hai troppo in un contenitore che non ce la fa, purtroppo puoi anche passare come mala sanità, faccio questo esempio, ma non è poi tanto negli uomini, ma nel sistema. Però anche negli uomini, Damiano, ci vuole anche un po' di umanità. Cioè nel senso, quando comunque ti rapporti con persone, con uomini che stanno comunque male, anche nel dire le cose ci vuole un minimo di umanità. Non puoi, come detto prima, buttare una siringa dalla quello finestra. Assolutamente. Cioè, meno male che di quelli forse se ne trovano. I nei ci sono dappertutto, no, però sì, di dovere, insomma. Io è la prima volta che sento una storia del genere. Una roba del genere, ma è la prima volta che sento anche una roba del genere, però dietro a questo poi guardiamo anche l'altro lato della medaglia. Ci sono stati tanti uomini, medici, dottori, infermieri, OSS, che ancora oggi lavorano ininterrottamente, stanno lavorando veramente con dei mezzi assurdi e stanno salvando tante vite umane, quante più possibili. Purtroppo quelle che non ce l'hanno fatta, e sicuramente tanti hanno avuto difficoltà forse personali, avevano altre malattie e quant'altro. Il Covid poi ha complicato la carenza di strutture, o come dire, trovarci impreparati in una situazione del genere. Comunque ha messo tutti di fronte a una riflessione. Pasquale l'ha fatto poi con questa canzone molto bella. Pasquale, ricordiamo che ha perso il papà nel periodo Covid, quindi attenzione, vi ricordate ragazzi cosa succedeva anche in quel periodo? Penso ancora oggi il distanziamento sociale non è stato possibile forse nemmeno onorare, no? Il papà come si deve con il funerale, nemmeno quello, perché poi nessuno poteva venire a casa, giusto Pasquale? E questa è stata l'altra mazzata, perché quando non puoi dare una mano alla fine, perché è la fine quella, non puoi dare nemmeno una degna sepoltura, una degna situazione proprio per onorarlo,
non abbiamo potuto neanche omaggiarlo con un fiore perché non si potevano portare neanche i fiori, cioè, è stato veramente... Ricordo il papà di Pasquale, pregherei la regia, non so se abbiamo ho visto prima una foto che scorreva nelle immagini. Ma c'era anche una bellissima frase. Sì, c'è una foto dove lui è un marinaio, perché lui amava la pesca, amava il mondo proprio dei marinai. Eccola. So che si è preoccupato tanto in quel periodo, diceva ecco adesso cosa succederà, perché poi il pescato, ragazzi, è stato fermo in quel periodo, quindi la grande ristorazione, i ristoranti non compravano più nemmeno il pesce, lui faceva la riflessione adesso cosa succederà, questi pescatori che fine faranno, cioè capisci quanto, cioè un uomo quando si immaginava anche tutto questo, nonostante stesse vivendo un periodo abbastanza complicato. È vero, lui anche se lavorava a scuola nel personale ATA non ha mai abbandonato la sua passione, perché lui mi diceva sempre la sua parola, lo dico in dialetto, io sono nato in mare, cioè io sono nato nel mare, dentro il mare, quindi lui viveva di mare, era un uomo di mare, faceva questa riflessione perché tanti amici hanno, diciamo, intrapreso, poi hanno continuato con la pesca, vivendo di mare, quindi si faceva anche il problema per gli altri quando lui aveva i suoi problemi. E sembra quasi preparato questo che ti sto dicendo adesso. Quel giorno che siamo andati in ospedale al pronto soccorso, al ritorno era veramente stanchissimo, faccio come i vecchi tempi, addirittura con perché avevamo un rapporto d'amicizia. Adesso stavo per chiederti anche. E gli faccio, te lo vuoi fare un giro dal mare? Mi guarda e mi fa, non me lo dovevi chiedere. Cioè dopo 3 ore di attesa all'ospedale, dopo che veramente era senza forza, ha voluto dedicare le ultime forze a fare il giro dal mare. E ti dico questo, Giuseppe, le ultime parole che ho detto a mio padre sono state queste. La sera, prima di andare a letto, che poi in nottata purtroppo è venuto a mancare, gli ho fatto, compa, domani mattina facciamo un giro al mare, e lui con voce ferma, sì. È stata l'ultima parola che ho scambiato con mio papà e la porto dentro. Senti, il rapporto con tuo papà ci hai un po' emozionato tutti, guarda. No, è vero, assolutamente. Tuo padre ti seguiva nella musica? C'era un padre che cioè, sposava questa tua passione? Sì, papà era un festaiolo. Papà, dove c'era festa... Raccontaci anche infatti un po' il rapporto con tuo padre. C'era lui, si mangiava, era un amicone, 2 amici subito a casa. Prima prendevo la chitarra, allora mentre si cenava mi faceva, poi dopo a tutta forza, ancora non l'hai presa. Poi lui amava finire le serate con la barzelletta, era un tipo molto, un amicone di tutti, aveva la grande passione dell'Inter, la squadra. Lì io e lui in quella circostanza non eravamo né amici né fratelli, ma eravamo proprio una cosa indescrivibile, perché vedere le partite sembrava di essere allo stadio, con le urla di mamma in casa, e lui invece anche da malato, niente. E mi è dispiaciuto anche questo, che l'ultimo periodo della sua vita, avendo fermato anche lo sport, magari stando a casa seguiva un po' di sport, che poi lo sport lui seguiva a 360 gradi, dall'ippica al tennis, il calcio vabbè proprio a primo. Lui è stato un grande portiere del Mirto, io non ho avuto il piacere di vederlo giocare perché, diciamo, essendo il figlio ero piccolo, ma i riscontri che ho avuto dai suoi amici, dalle persone fuori, sono state veramente sempre eccelsi, quindi mi hanno sempre inorgoglito, perché quando mi dicevano a papà di soprannome lo chiamavano Pilone, come possiamo vedere ecco perché. Qui, ecco, magari uno dice Pilone 1, è stato il portiere storico del Mirto, e mi raccontavano di questo ragazzo all'epoca fortissimo tra i pali, e per amore della famiglia, ci tengo a dirlo, non è andato oltre, perché pensava al mare, pensava ai miei nonni, cioè ai suoi genitori, quindi non ha abbandonato alla sua terra, perché magari terra. Poteva andare fuori, poteva fare... Pasquale, vogliamo onorarlo come si deve, perché so che tu hai scritto una canzone proprio dedicata a lui, e noi gliela dedichiamo con
affetto, sono sicuro che lui da lassù ti starà anche guardando, e voglio mandare un bacio enorme alla tua famiglia e soprattutto a tua mamma, una persona Grazie veramente Giuseppe, ci tengo a dire anche da parte di mia mamma e di tutta la mia famiglia, ringraziamenti, perché non abbiamo parole per ringraziarti, perché non avendo potuto svolgere una funzione religiosa, per un ultimo saluto a papà, in questa circostanza qua diamo un po' voce a una persona, amico di tutti, che non ha potuto avere l'ultimo saluto, come anche altre persone che stanno vivendo questo brutto momento. E a dir più la cosa che ancora c'ho di più nel cuore è noi abitiamo attaccati alla chiesa e non poter svolgere la funzione a 1 metro è stata ancora più logorante, è stata una cosa veramente brutta, difficile da dimenticare. Pasquale, capisco che il rancore e la rabbia ancora è tanta, però tu sei riuscito a ricavare anche un lato positivo attraverso la musica, le emozioni sai anche come gestirle, come portarle avanti. Dedicagli tutta questa bella canzone, perché sono sicuro che ti starà ascoltando. Ad un passo da me, ad un passo da te, senza dirmi perché te ne sei andato via. Ad un passo da noi se ne vanno gli eroi. E non ho più parole, e ora che sei lassù nel blu dipinto di blu, vallo a dire a Gesù che mi manchi. Non ho parole per descrivere che mi manchi, come l'acqua nel mare, che mi manchi. Io resto inerme qui a guardare, che mi manchi come ad un corpo il cuore. Ad un passo da me tu mi hai insegnato l'amore, il rispetto per gli altri e l'educazione. Ad un passo da me tu sai già nel mare a pescare, e mentre tiri le reti io ti vedo fumare. E ora che sei lassù nel blu dipinto di blu, vallo a dire a Gesù che mi manchi, come a un pescatore il mare, che mi manchi, come ad un portiere un calcio di rigore da parare, che mi manchi, come il sole dopo un temporale, che mi manca la nostra Inter insieme da guardare, cieli immensi dove senza ali io non posso stare lì con te, nei momenti in cui avrei bisogno, sai, di te. Le mie armi, i tuoi occhi luminosi che non vedo più, e noi spenti siamo rimasti qua giù. E ora vola, vola
non fermarti mai, che dentro me il tuo cuore non morirà mai. Ad un passo da me, ad un passo da te, ad un passo da noi se ne vanno gli eroi. Ad un passo da me, ad un passo da te, senza dirmi perché te ne sei andato via. E ora che sei lassù, nel blu dipinto di blu, fallo a dire a Gesù che mi manchi. Grazie. Manca a tutti. Pubblicità. Never on much faith in love.
straordinaria, la bellissima e bravissima Ludovica, anche lei arriva dalla scuderia, da Voce Produzione. Come è andata? Come ti sei sentita? Bene, strana. Strana, hai liberato un po' tutta la grinta, no? Sì. Che Facciamo paura, no? Non facciamo no, paura. ma che paura. Strana. Strana ricantare di nuovo, magari, davanti a un pubblico, anche televisivo. Ti sei emozionata? Sì. Dai, chi vuoi salutare? Saluta tutti quelli che vuoi, la telecamera è quella. Ciao. Concisa. Come così? Ciao. È domenica, saluta. Ciao, Guarda, bambini. saluta chi ti segue da casa. Hai lasciato qualcuno a casa? Ecco. Brava, dai, poverina, la mamma non sta in pensiero. Ciao mamma, tutto a posto? Tutto bene? Sono Imbarazzatissima. Facciamogli ancora un applauso. È Brava. emozionata, è emozionata. Grazie Ludovica, ritorna quando vuoi. Che voce, che grinta che hanno questi ragazzi. Grazie ad Alfredo come sempre e a Cecilia che mandano questi straordinari ragazzi, li preparano per noi anche per noi abbiamo ballato anche un po'. Ci siamo sciolti che un po'. Ballando Purtroppo lì, adesso... non si può ballare come prima ancora. E questo io ho visto lì lontano così. Tutti e due vi ho visto lì a ballare. Ma gentilmente, uno alla volta, venite qui vicino a me cortesemente, uno alla volta. Prima le donne. Grazie, diamo spazio prima alle donne. Vieni Bina, prego, puoi accomodarti tranquillamente. Ecco adesso Damiano, vieni qui gentilmente vicino a me, mi tengo qui i miei opinionisti. Che dobbiamo fare? Qua. Perché questa domenica insieme si è parlato. Complimenti Damiano, la tua top 10 mi è piaciuta. È stata bella, vincente. Bella, mi è piaciuta, no? sì, 10 posti, uno più interessante dell'altro, bravissimo. E adesso Bina, tocca a te però, perché tu ci accompagni in questo viaggio con la tua rubrica dedicata al gossip. Certo. Vogliamo parlarne? Che cosa è successo questa settimana? Com'è stata la settimana? Un po' frizzante o meno? Ma un po' meno rispetto alle altre, però sono riuscita a trovare notizie di qualsiasi genere. Bene, Okay. Noi siamo una squadra fortissima. Ma noi scadiamo comunque. Senti, allora fatemi sentire se Francesco, perché devo pensare anche alla panza un attimo, ragazzi. Fatemi sentire se Francesco da quella parte, il nostro chef, è sempre collegato perché doveva iniziare i turdilli. Francesco, come stai? Sì, ci sono. Allora, vi faccio vedere il bacio all'interno perché uno l'ho tagliato, guardate. Perfetto. Noi non abbiamo pranzato. Adoro. Questo sono i bacetti. E ho preparato la mise en place dei nostri turdilli. Vai. Rivisitati però, attenzione. Vai Francesco. I turdilli è un dolce tipico assolutamente calabrese. È un dolce povero perché viene preparato comunque con olio d'oliva, vino e farina. Perché la mia ricetta è rivisitata? Perché io metto il vermouth al posto dell'olio, metto un uovo, metto un pizzico di zucchero e un po' di lievito. Passeremo poi i nostri turdilli nel miele di fichi, anche se non si può chiamare miele perché il miele è solo quello che viene prodotto dalle api, però lo chiameremo nettare di fichi che ho preparato quest'estate. Che lo fanno sempre le api, a Piastella. Bene, vai, vediamo subito la preparazione, Francesco. Allora, ho messo la farina in una bullo o in una ciotola, vado ad aggiungere lo zucchero, la scorzetta di limone e inizio ad impastare aggiungendo il vermouth e l'olio d'oliva. Ok. Comunque sicuramente a casa dello chef stasera si mangia bene, voglio dire. Ma Due sicuro? dolci. Chef, dove andranno quei baci? Allora, ecco. A chi li hai destinati, chef? Io da buon terrone tengo tutto il mio palazzo sempre in allerta, perché appena sentono che io inizio a friggere loro sono dietro la mia porta perché vogliono assaggiare queste prelibatezze. Fortunati, cioè inquilini fortunati. Aggiungo l'uovo. Vai, guarda poi che tecnica che usa, vedi? Adesso Senza usare strumenti per ci vuole impastare, la mano, tutto a ci mano vuole sta la impastando, mano. bravo. Tutto a mano, si fa tutto assolutamente a mano. E vi dirò un'altra cosa: i turdilli si fanno, si cavano, perché la forma è quella, al crivo, che sarebbe un cesto di legno tipicamente calabrese, ma io qui al nord praticamente non lo trovo, quindi cosa mi sono detto? Li faccio o non li faccio? Un buon terrone non può non fare i turdilli, quindi da buon calabrese
e ho l'arte dell'arrangiamento, io farò i turdilli con una forchetta, vi farò vedere come. Ma te la mandiamo noi una cesta, Ma dai, ma ce lo dicevi prima, la mandiamo. La regia sta già aspettando questi baci e questi turdilli. Hai sentito che mi hanno richiamato con l'audio? Rimandiamolo, regia, sentiamolo un attimo, perché la regia quando ha bisogno di un qualcosa si fa sentire in questo modo. Senti, questa è la felicità. Senti come siamo felici da quella parte. Allora, chef. Grazie regia, grazie Giovanni Stefano Rodì e tutti i ragazzi in regia, grazie. Chef, devi sapere che hai gli occhi delle signore, che li sanno fare bene queste cose, quindi mi raccomando con quella forchetta. Lo so, ma questa è una ricetta rivisitata, infatti ho preferito fare una ricetta rivisitata perché altrimenti le critiche erano ghigliottina. Chef, perché domani mattina ci scriveranno e poi dobbiamo dire, dobbiamo invitarli in studio poi se vogliono replicare. Il nostro impasto è già pronto, vi faccio vedere velocemente. No, aspetta, ritorno da te fra poco, perché tutta questa fretta? Chef, ritorno fra pochissimo, ritorno al gossip con Bina. C'ha capito lo chef come è preparato? E come sa fare quei turdini? Ma tu li sai fare in quel modo? Ma diciamo che io sono più per i baci, diciamo una cosa veloce. Bina, scusami, da buona donna calabrese anche tu devi fare i turdilli a casa. Io ci provo, io che parliamo solo con l'ex Miss Italia, Miss Calabria, Miss e quindi Italia. con tutto il rispetto alla modella, alla bellezza e quant'altro, ma devi assolutamente. essere anche brava con i turdilli. Ma sì, sì, lo sarò. Lo sarà da domani, lunedì si metterà. Scrivici Domenico, dici tu, dacci tu. Proverò a farli vicino alla nonna, però mi andiamo metto. alla tua rubrica di gossip, non voglio mettere. Vai. Allora, se la regia mi aiuta, esatto. Io mi sposto da questa primo parte, argomento della settimana, che ormai ne stanno parlando, ma in tantissime trasmissioni. Non avevo mai sentito una cosa del genere. No? Questo sarà un bel titolo, diciamo che dai primi di dicembre, Natale quindi ai tempi del Covid. Ecco, ma come dobbiamo fare? Che cosa... Cioè, se lo stanno chiedendo veramente in tanti e i nostri politici provano a dare delle risposte, o comunque provano a dare delle indicazioni, però ancora non c'è niente di sicuro. Quindi Gesù Bambino nascerà 2 ore prima? Non si sa. Potremo fare il cenone, non so, di Natale. Si può spostare dal comune? Non si sa niente ancora. Però diciamo che è un argomento molto caldo. Ok, io mi sposto per non dare fastidio all'Edwall, perché vedo che sono tanti gli argomenti che stasera hai messo, ma l'addio di Ficarra e Picone da Striscia è quello che ci ha lasciato un po' a tutti quanti dispiaciuti, è vero? Dopo 15 anni, insomma, che hanno condotto Striscia, a mio parere sono stati quelli più simpatici, perché secondo me sono una coppia veramente spaziale. Hanno dato l'addio perché dice che ogni tanto è bene rimescolare le carte, quindi penso che questa sia l'ultima stagione con cui ci terranno compagnia, diciamo. Grandi film, l'8 e 9, tanti. Sì, magari vorranno fare altre cose, sicuramente. altri progetti. Tante cose stanno cambiando a Mediaset, cioè la sigla di Uomini e Donne che abbiamo visto ora, Ficarra e Picone. Ma questo 2020 non si è ancora questo 2020 ha avuto tanti cambiamenti. E non è ancora finito. Non è ancora finito. A me quello preoccupa. Senti, Bina, invece Sandra Milo, calendario sexy a 87 anni. Questo vi dico che è la cosa che mi è piaciuta di più. Perché lei ha posato, diciamo, in queste vesti, soltanto con un lenzuolo bianco davanti, per una copertina di un giornale. Quindi questa è la prima pagina di un giornale. A 87 anni ha fatto un calendario nudo, non è nudo, però senza veli. Pure 87 anni però. Però dai, è una bella foto. È un nudo, ci sta. Ecco, arriva il nudo, diciamo, tra i due. tra virgolette. Ora devo entrare perché fra poco mi fanno la lite tra Però un bel tutti e due. coraggio. Sì, ma noi perché riportiamo questa rubrica del gossip nazionale nel nostro programma Tennellode? Perché la notizia l'avrete già sentita, no? Sicuramente. Da tutta la stampa nazionale. Perché a Damiano cosa c'è che non va secondo te in questo calendario? Perché Damiano vuole dire la sua. Che cosa c'è che non va, Damiano? Non voglio dire la mia, cioè è comunque che lascia, diciamo, stupiti un po' tutti. No, a me le sorprese, le cose strane sono sempre piaciute, quindi non sono non d'accordo, non so se si può dire. Però comunque è una scelta coraggiosa che sicuramente porterà delle critiche. Ora non sono io che porta critiche. Le ha già portate, ma lei ha detto
Io non ho niente di cui vergognarmi. Noi, quindi, signora, bella lì. Saverio, dammi la tua. Dammi la tua. Allora, dammi la tua. Dammi la tua. Allora, facciamo l'appello. Signora di 87 anni, se vuole fare anche lei il calendario, noi l'aspettiamo a Tennellode, vero? Sì, noi aspettavamo proprio lei, signora da 87 anni. Non avevamo niente da fare, stavamo proprio aspettando lei e Damiano con questo invito. Quindi facciamo il calendario qui. Facciamo qui. Damiano prende tutte queste iniziative. Voglio vedere. Ma noi prendiamo i talenti, quindi sì, magari. Va bene, va bene. Altra notizia sconvolgente o no? Sconvolgente no, queste sono due belle notizie, assolutamente. Allora, da diciamo alla nostra... dello sport fai fare a lei, guarda, sono super attento del mondo dello sport. A sinistra troviamo Sara Gama. Senti, scusa, ti posso dire una cosa? Sì? Ma perché io devo stare in piedi e tu mi stai conducendo il programma? Perché io faccio tutti i giorni attività fisica, quindi quando vengo qua voglio rilassare. Scusami, allora ti lascio la cartelletta, fammi gustare un attimo questa rubrica che hai egregiamente preparato, così, ecco qua, vai. Prego. Allora, a parte gli scherzi, Sara Gama comunque è stata capitano della squadra femminile della Juventus, ma anche della nazionale italiana, e da pochi giorni è diventata anche vicepresidente, ovviamente il presidente è Calcagno, lei è vicepresidente dell'associazione calciatori, quindi dell'AIC. Grande risultato. Assolutamente sì, invece a destra c'è, che questa è stata veramente una notizia, aspetta, torniamo un attimo indietro, regia. Questa è stata veramente una notizia perché lei è un arbitro femminile francese, ha 37 anni e pochi giorni fa ha arbitrato una partita di Champions League, per la prima volta Juventus Dinamo Kiev, per la prima volta una donna in Champions, quindi alla questa è l'evoluzione. Juventus Dinamo Kiev, quindi secondo me sono le notizie più belle di questa settimana. Bravissima. Poi, Bina, stavo scherzando, dammi la cartelletta, ritorno a fare la nostra opinionista, mi riposo, perché sei bravissima nella conduzione di questa Giuseppe rubrica, si stava già sentendo ospite lì, sì, no? non riesco a fare rilassati un attimo. io non riesco. Non può mancare ovviamente il Grande Fratello, perché come sappiamo, come abbiamo detto scorsa domenica, si è allungato il brodo, quindi durerà fino ai primi di febbraio e giustamente hanno già inserito i primi nuovi concorrenti. Samantha De Grenet, la sorella di Elettra Lamborghini, il figlio di Walter Zenga. Però noi ritorniamo sempre al nostro discorso. Perché argomentiamo questo gossip o questa attualità nazionale? Per dire la nostra, Damiano. Secondo te è stato, come dire... carino questa cosa di allungare questo Grande Fratello, perché già stressava abbastanza. Guarda Giuseppe, no, sto scherzando. Siamo in fascia protetta e non posso dire veramente quello che penso. Però diciamo, fino a febbraio sarà veramente dura, no? Per loro, dico, per i concorrenti. Io dico la mia su questo solo giusto un secondo. Onestamente però è stato, anzi mi pare che adesso hanno allungato nella settimana, sono due appuntamenti settimanali. Sì, un modo per far distrarre sicuramente la gente, perché tu in quella casa vedi baci, abbracci, carezze, tutto quello che attualmente ancora fuori non si può fare, lì mentre prima era il contrario, no? Perché non vedevano l'ora anche di uscire fuori per abbracciare eccetera eccetera, oggi loro vivono questa cosa. Come l'avete vista però questa cosa? Quindi, ma per me no, magari per me potevano stoppare, poi ovviamente lì si decidono, non sappiamo il perché comunque hanno allungato questa edizione, però secondo me si poteva stoppare, far finire questi concorrenti e poi magari iniziare un'altra edizione. Andiamo, perché poi siamo in chiusura, abbiamo tre piccoli personaggi VIP. Che significa? Cosa hai trovato? Vediamo. Qua siete tutti? Partecipate tutti? Ok, allora aspetta, qui iniziamo prima facile. Bina, aspetta un attimo, ricolleghiamoci col cuoco che voglio sapere. Aspetta, no, fammi chiudere, questo è il gioco che... Allora, vai Damiano, questo è facile, dai, è facile. Chi è? Io sono una frana. Aiutaci, perché poi siamo in chiusura, se no rischiamo. Io sono veramente una frana. Si riconosce. Dai, voi da casa, dov'è la telecamera? Avete indovinato chi è? Sì, tanti di voi avranno già indovinato. Bina, dici chi è il nome? È Chiara Ferragni, questa Chiara è già Ferragni. Ma è impossibile, dai. Ma com'è impossibile? Ma stessi colori, stessi occhi, stesse cose. Andiamo all'altro, sono tre, quindi dammi l'altro. Beh, questo diciamo che da casa? È un po' difficile da indovinare, perché poi dopo ha avuto dei piccoli interventi. Gabriel Garco? Bravo. Ragazzi, io lascio la poltrona. Io ho detto qui l'inganno. L'ultimo. Concludiamo con l'ultimo.
Oh, vai. Chi è lei? Questo è difficile, Ma difficile però dai Questa tratti... sembra la figlia di Fantozzi. No. Voi a bella, casa avete indovinato? più bella. Sì, quindi saranno a tavola, questi stanno già parlando tra di Dai loro. tratti si riconosce ed è... Chi è? Olè. Olè. Olè, questo non te l'aspettavi. Olè, a tutti gli effetti. Allora, i tratti sono quelli, però... Ma dove i tratti? Ma come da dove? Damiano, Dagli occhi, dal naso. Poi vabbè, c'è tanta sostanza dopo. Certo. Però... Diciamo chi è però il personaggio. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, Certo. perché visto che è rimasto senza parole No, Damiano, come dico. no. Ritorniamo alla cucina, fatemi collegare con il nostro chef perché poi siamo in chiusura. A che punto stanno i turdilli, chef? Allora, ci sono, non mi vedete ma ci sono e sto arrivando da voi. Arrivo, guardate. Chef, pregherei- velocissimo. Eccolo che arriva. Chef, che ha No, fatto? è andato- È andato ecco, già bagno, nel condominio ci a sono. portare baci a tutti, è andato. Sì, mi sa di sì. Vai. Turdilli crudi, i nostri turdilli, vedete? Cotti. Mamma mia. Io ho riscaldato sul fuoco il nettare di fichi. Adesso cosa faccio? Mamma mia. Passo Straordinario. all'interno i Teneteli. miei turdilli, guardate, li salto e li metto Meraviglioso, meraviglioso. all'interno del piatto, guardate. Mamma mia, ragazzi. Mamma, ragazzi. Fantastico, fantastico. E buon appetito. Eccoli qua. E buon appetito veramente. Grazie chef e soprattutto Grazie grazie a voi. a tutti quanti voi per averci seguito. Tennellode finisce qui, ma voi mi raccomando non cambiate canale, rimanete sul 10. Grazie, alla prossima.